«14 luglio, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus, la pagina veneziana, il maltempo, e danni e tanta paura». I titoli un po' sono diversi, ma il concetto è sempre lo stesso. Problemi anche in Veneto, nubifragio sul Portoghese, strage di alberi, case scoperchiate, agricoltura in ginocchio. Zaia firma lo stato di emergenza. L'abbiamo pubblicato anche noi il video ieri sera. L'abbraccio con 3.000 candele fiaccolata per ricordare la famiglia distrutta in Cadore. Oggi l'ultimo saluto, vedete nella fotonotizia della Nuova di Venezia e Mestre. A Musi, amici militari in lacrime per gli addii a Tommy e Pava. Ma insomma, i ragazzi, i funerali e le notizie di cronaca, e sono, vedete che anche qui Porsche contro un tir fermo in autostrada, un morto e 3 feriti. Poi andremo a vedere anche nella nostra pagina alcune notizie che sono un po' più dettagliate su questa cosa. La nuova maglia del Venezia, calcio non piace ai tifosi, e idea Calatrava, gradini in trachite e una nuova illuminazione. Questo ponte che sta gente si scivola, si continua comunque a metterci mano. E sul Gazzettino invece legge sul fine vita il Veneto che è primo in Italia e i profughi, terremoto nella Lega, siluro di Stefano e l'intesa firmata da Zaia e Conte, dice accoglienza diffusa mai, e Federica dice fallimentare. Tromba d'aria, la strage degli alberi, vedete nella fotonotizia del Gazzettino, e quei politici che fanno il gioco dei magistrati. È un commento che andrebbe letto all'interno del giornale. Padova, la Corte dell'Unione Europea respinge il ricorso contro l'obbligo di vaccino. Questa è una storia di un'infermiera che ha fatto ricorso, lo possiamo trovare anche in altre pagine di giornali questa mattina. Su Corriere del Veneto invece vedete Lega, il video del segretario Stefani no ai migranti, presa di distanza dal protocollo Zaia Conte. Anche questa è riportata un po' su tutti i giornali, è una notizia abbastanza interessante e forte. Capannoni scoperchiati, danni a case e ospedali, il flagello del gran caldo. Qui la mette giù il Corriere del Veneto un po' diversa, ma questa è la faccenda. E San Marco, l'ipotesi di ridurre i decibel. C'è molto rumore, famiglia che si schianta contro un camion in sosta, un morto, 3 feriti, cioè si ripetono molto. Qui invece vedete che il Corriere del Veneto, l'italiano alla matematica sconosciuti da un alunno su 3, test invalsi, Veneto al top, però ci sono parecchie lacune da quello che si capisce. Vedete che anche qui nella nostra pagina, l'articolo di Beatrice Maier, alla A4 tampona un tir, un morto e 3 feriti, di cui 2 bambini. Meno male che i bambini, insomma, perché un incidente del genere, certo la tragedia di una persona che è deceduta, ma i 3 feriti, i 2 bambini, insomma, che adesso vediamo anche le condizioni, perché la cosa non è che finita qui, vanno avanti. Ecco la nuova maglia del Venezia, ne abbiamo parlato poco fa, è la Guardia di Finanza che sequestra 140.000 euro a uno spacciatore. Guardia di Finanza di Venezia che è sempre molto attiva. Poi potete trovare le altre notizie in tutte, naturalmente scorrendo il portale di Notizie Plus. Questa era la pagina veneziana, è tutto.